A tutte le polemiche circa i lucchetti dell'amore, emulazione oramai tratta da 3 metri sopra il cielo di Federico Moccia, risponde tranquillamente Massimo Soggiu, di 56 anni, veneziano, che durante la notte trancia tranquillamente i lucchetti in ponte dell'Accademia. A gratis? Mica matto, l'intenzione è quella di rivenderli alle fonderie, guadagnando abbastanza per aprire un'associazione di aiuto ai disoccupati e senza tetto. Il pulitore notturno, sopra tutte le polemiche circa il decoro, la sicurezza e via dicendo, salta a pie pari tutti i discorsi e ci dà un taglio, con la tenaglia. 7 i quintali di lucchetti recuperati in 2 mesi, che potrebbero fruttare 2,05 € al chilo per quelli in ottone, 30 cent invece per quelli in ferro. Sicuramente i tanti innamorati possono consolarsi sapendo che lo scopo è benefico, e anche il gondoliere che ieri è stato colpito proprio da un lucchetto passando sotto il ponte, ma secondo il comune non può farlo e arriva la diffida, per una volta che si risolveva un problema gratuitamente.